Presentata la lista di Alternativa Popolare da parte del ministro e leader del partito, onorevole Angelino Alfano, alla presenza del vicepresidente designato, l'europarlamentare Giovanni La Via. 6 i candidati sono l'uscente Enzo Fontana di Agrigento, il senatore Giuseppe Marinello di Sciacca, il già parlamentare regionale Giancarlo Granata di Canicattì, Francesca Centinaro, vicepresidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Gemini, Maria Rosaria Coletti, sindacalista del settore agricolo di Ravanusa, e Katia Giovanna Maniscalco, commercialista di Burgio. Una lista forte, a detta dell'onorevole Alfano, così come le altre presentate in Sicilia, nonostante gli abbandoni recenti che hanno interessato il partito. Secondo Alfano, questa lista rappresenta un grande valore simbolico e politico, è formata da 3 uomini e da 3 donne. Il risultato del 5 novembre sarà importante anche per il futuro appuntamento nazionale, sarà determinante per la vita di Alternativa Popolare. Noi abbiamo una elezione regionale e per chi ama la Sicilia sa che la Sicilia è la cosa più importante, non è che poi arrivano elezioni nazionali che sono più importanti di quelle siciliane. Per noi le elezioni regionali siciliane sono importantissime e pensiamo che AP, che è un movimento Alternativa Popolare, che fa riferimento al popolarismo europeo, significhi anche AP come antipopulisti, perché crediamo che dove ci stanno gli estremisti che ci vogliono portare fuori dall'Europa non ci possiamo stare noi, anche perché uscire fuori dall'Europa farebbe un danno enorme anche alla Sicilia. Vogliamo che coloro i quali, moderati e di centro, non vogliono stare con gli estremisti, abbiano in Alternativa Popolare una soluzione che poi diventa pratica e concreta sul piano delle proposte e dei progetti, ed è il motivo per cui noi abbiamo lanciato l'idea tecnicamente sostenibile di fare della Sicilia una zona franca. E allora noi pensiamo che questa sia un'ottima occasione in un momento storico importante e positivo per la Sicilia come quello di oggi. Noi abbiamo proposto 3 donne e 3 uomini, quindi non abbiamo applicato la legge sulla parità di genere, ma siamo andati oltre, perché secondo la legge dovevano essere 4 di un genere e 2 di un altro genere, abbiamo fatto 3 l'uno, 3 uomini e 3 donne, abbiamo donne esordienti e uomini di grande esperienza sia a livello parlamentare regionale che a livello di Parlamento siciliano, e pensiamo anche che si tratti di persone che hanno dimostrato nel corso di questi anni, da Enzo Fontana a Giuseppe Marinello a Giancarlo Granata, le 3 donne sono esordienti, non potevano dimostrarlo, lo hanno dimostrato nelle loro professioni e nella loro carriera, ma hanno dimostrato, quelli che già si sono impegnati, di essere all'altezza delle sfide e di avere fatto bene per il proprio territorio e per la propria gente, ed io credo che alla fine ci prenderemo qualche soddisfazione con questa nostra lista, perché abbiamo un progetto molto concreto per la Sicilia, e questo progetto molto concreto per la Sicilia lo vogliamo affidare a Fabrizio Micari, ma abbiamo chiesto, ci è stato riconosciuto, che a fianco di Fabrizio Micari ci fosse Giovanni La Via, che è un bravissimo europarlamentare, una persona per bene, onesta e competente, che ha ben figurato in Europa e che aveva già un'esperienza amministrativa in Sicilia, capace quindi di portare la propria esperienza europea al servizio di una terra che già conosce per averla amministrata. Conosco bene la macchina della Regione e credo che anche con questo posso dare un contributo ulteriore alla campagna elettorale di Fabrizio Micari. Insieme costruiamo un tandem affiatato nella misura in cui abbiamo la stessa matrice, siamo tutti e 2 professori universitari, io ho maturato qualche esperienza in più nell'amministrazione pubblica e nel legislativo, credo così di poter contribuire al suo successo. La sua esperienza di europarlamentare la metterà a frutto anche per la regione siciliana? Non c'è dubbio, basti tenere presente che sono stato relatore generale del bilancio dell'Europa e ora credo che sulle risorse europee ci scommettiamo buona parte del nostro futuro, visto che ne abbiamo in misura cospicua, ma non le utilizziamo sempre al meglio.